Ok, allora questa sera abbiamo, io dico, l'onore anche di avere fra noi il dottor Dino Pisker, medico chirurgo, specialista in odontostomatologia, fondatore e presidente dell'IOB, Accademia Internazionale di Odontoiatria Biologica, vicepresidente di SIM, Società Italiana di Medicina, preside in 3 corsi di laurea in Svizzera presso l'Università di Sfoa. Comunque, Dino è una cosa meravigliosa, io lo conosco da tantissimi anni e per me è come un fratello, vero Dino? E poi abbiamo Silvia Alboni, che vi illustrerà le meravigliose proprietà della molecola col diossido di cloro. Silvia Alboni è specializzata da 24 anni in estetica medicale dermatologica con uso di ossigeno iperbarico ad ermoinfusione e dal 2021, a causa di effetti avversi importanti provocati da 2 sieri sperimentali Pfizer, ha iniziato ad approfondire e studiare la straordinaria molecola del diossido di cloro con il supporto del dottor Andreas Kalker e dei 7.000 medici del CONUSAD per tornare in salute. E oggi in perfetta salute e ha deciso di dedicarsi alla divulgazione del diossido di cloro con il solo obiettivo di aiutare gli altri a mantenersi in salute e a divenire medici di se stessi. Silvia Alboni è anche in stretta collaborazione con il dottor Antonio Turi. Io vi ringrazio e vi lascio al dottor Dino Pisker. Grazie Rosanna. Sì, Dino, Raimondo in realtà potete trovare Raimondo Pisker semplicemente perché così Dino è il nome diminutivo per gli amici. Allora, ringrazio Rosanna, ringrazio Silvia per l'invito perché io poco c'entro col diossido di cloro, nel senso che è una molecola che conosco poco e non dalla quale mi sono tenuto lontano, ma la mia storia è molto controversa, nel senso che c'è chi mi conosce da tanti anni, sa che circa 30 anni fa ho scoperto di essere intossicato dal mercurio, delle otturazioni in amalgama che io usavo e che inconsapevolmente ho fatto sostituire quelle che piccole otturazioni mio padre mi fece, anche lui medico, anche lui specialista in odontostomatologia, mi fece delle otturazioni bianche, piccole, che però all'ultimo anno di specialità mi furono sostituite con l'amalgama. L'amalgama, non so se sapete, ci sono dei medici qua in sala, uno so che è un radiologo che si è pentito, tecnico di retruce. E niente, in quel momento io sono entrato in un tunnel che di cui ho potuto vedere la luce soltanto dopo una decina d'anni, quando proprio con la biorisonanza mi fu diagnosticata l'intossicazione da mercurio, e che aveva compromesso la mia vita dal punto di vista professionale, nel senso che fisicamente non c'ero più neanche mentalmente, perché il mercurio è la sostanza non solo più neurotossica, ma quella che per proprietà alchemiche condiziona anche il comportamento, le scelte, e questa inconsapevolezza però mi ha portato alla ricerca di prove che la medicina ufficiale non poteva darmi.
e dopo appunto una decina d'anni ho trovato chi invece mi indirizzò verso tematiche che fino allora per me erano sconosciute, dalla biorisonanza alla kinesiologia, dalla medicina di Hammer alla neuralterapia, all'omeopatia, alla medicina funzionale, tutti i percorsi che ho avuto modo di percorrere, di studiare, di approfondire negli anni. E questo ha fatto sì che potessi, sulla base di nuove certezze, e questo è un termine che non deve esistere in medicina, però l'unica certezza che avevo è che non avevo più certezze di natura scientifica, di basi accademiche che finalmente avevo scoperto essere mistificate da volontà superiori, da interessi di chi utilizzava anche i medici come burattini soltanto perché potessero scrivere, sottoscrivere quelle ricette che poi rendevano le big pharma o comunque i grandi gruppi sempre più potenti e sempre più in grado di condizionare gli indirizzi culturali e scientifici delle persone. Ecco, questo non vuol dire rinnegare quanto di buono la medicina ci può dare. Significa soltanto che nel momento in cui la tua coscienza si apre a quella universale, non puoi più tornare indietro, non puoi più pensare che la verità sia quella che è affermata essere sui libri, sulle lezioni, che ormai da oltre un secolo sono condizionate a livello accademico da gruppi di potere che indirizzano la medicina semplicemente nel come dire, utilizzare i medici, i tecnici che vengono formati nelle università ai soli fini speculativi. Proprio durante il viaggio oggi parlavo del fatto che ho potuto vedere un film, so che è molto conosciuto, 1984, negli ultimi anni, però andate a ricercare il dottor Koch, Il trionfo della medicina. Già oltre un secolo fa c'era la volontà da parte di questo medico, che non è altro che l'impersonificazione di un amministratore delegato delle multinazionali del farmaco, che diceva come il maggior business in medicina sia quello della persona sana, perché è quello che può essere poi maggiormente sottoposto a condizionamenti, al fatto che qualsiasi tipo di sintomo sia interpretabile come malattia e che questa malattia o pseudotale, ritenuta tale, sia poi necessitante di terapie farmacologiche. Ecco, questo è quanto ha pervaso questo secolo di deliri, non solo gli ultimi 4 anni, che però hanno avuto il grande merito di aprire le coscienze di tante persone, perché se è vero che ogni down, ogni situazione di crisi porta a una rivisitazione dei vecchi concetti o comunque a una nuova crescita, una nuova consapevolezza, bisogna soltanto ringraziare chi ha fatto di questi anni un momento di grande ottutimento, di soppressione. Quindi è vero che abbiamo sofferto, la mia categoria in particolare non ha sofferto, è stato causa della sofferenza, perché se noi come categoria ci fossimo opposti a deliri antiscientifici, al fatto che un protocollo politico venisse indirizzato quale unica soluzione, contraria fra l'altro a quello che noi potevamo esercitare come capacità terapeutica, ecco, questo ha fatto sì che poi avvenisse tutto quello che è avvenuto. Bastava che la metà dei medici si opponesse a quelle che erano
direttive che non avevano alcun senso scientifico. Tutto ciò non sarebbe successo, ma forse accade tutto perché deve accadere e va bene così, tutto va nella direzione giusta. E magari non saremo qua a parlarne, qua saremo magari domenica pomeriggio, non so, allo stadio, al bar, e invece siamo qua a cogliere pillole non di sapere, perché io più vado avanti e più mi ritengo ignorante, più credo che la vita ti deve insegnare più nell'esperienza che nei titoli. E questo mi ha portato anche a, come vi dicevo prima, esplorare campi che erano alternativi, considerati alternativi anzi, però integrativi a quei concetti di medicina che, ripeto, io non ripudio, ma che devono essere soltanto parte del percorso che porta le persone a essere nel loro miglior, come dire, nella migliore espressione delle performance di natura fisica, psichica e spirituale, anche perché è proprio reciproco il percorso, perché la malattia nasce nell'anima, si sviluppa nella mente e si manifesta nel corpo. E nel momento in cui tutti prendiamo consapevolezza di quello che invece rappresentiamo in questo percorso, se ciascuno di noi ha il preciso orientamento per ciò che può dare agli altri, oltre che a se stesso e al piccolo entourage familiare o sociale, sicuramente abbiamo dato il nostro contributo in questa fase. Quindi questo incontro, noi abbiamo fatto, non so, 300-400 km oggi per venire e torniamo indietro, senza nessun tipo di pretesa, se non quella di sostenere dei valori che sono quelli della verità. E fra questi una verità è quella, appunto, che è il titolo della conferenza, la salute negata in qualche misura, proibita da ciò che deve essere assolutamente il protocollo al di fuori del quale tutto è sbagliato, mentre invece chi è all'interno di questi protocolli è tutelato da una legge ingiusta, dal fatto che ci siano dei perimetri, dei recinti. Io vengo dalla Sardegna, anche se ormai sono da tanti anni qua, e là io ho subito l'insulto del ricatto, del sequestro di persone che la mia famiglia ha subito, e che quindi non sopporto né ricatti né recinti, e il fatto che si venga costretti in questi ambiti così oscuri e non depone a favore non solo della categoria dei medici, ma dell'umanità in genere, che dovrebbe essere così sinonimo di libertà, di espressione, del fare, basta che sia indirizzato verso un'etica che non può essere discussa. E invece vediamo che siamo tutti sotto ricatto, siamo ecco, il fatto che io, soltanto perché non mi sono sottoposto a quelle che erano le regole di questa che hanno chiamato vaccinazione, sia stato sospeso, che per la mia attività precedente abbia subito 9 convocazioni in commissione disciplinare, che abbia subito il ricatto del "o stai zitto" oppure "ti radiamo, ti sospendiamo, ti togliamo la possibilità di lavorare, di sostenere la tua famiglia". Capite che
non è giusto per nessuno, forse ancora di più, ancora di meno per un sardo che ha la sua isolarità, ha la sua regola di non poter essere inquadrato in queste logiche che sono veramente assurde. Io sono stato intimato, a me più parlare di odontoiatria biologica, che è quella che a me ha salvato, perché nel momento in cui ho saputo di essere intossicato dal mercurio, del mercurio che rappresentava nella apposizione delle otturazioni in amalgama il maggior mio reddito in quel momento, aver capito questo, capite che ha scombussolato, no, la vita professionale oltre che quella personale, e da là ho avuto tutti contro, perché andavi appunto contro un diktat che era quello di dire bene quello che va fatto. E qua ho capito come, più che come dire, la violenza di una informazione imposta fosse semplicemente la comodità nello stare in un ambito che ti rendeva tranquillo dal punto di vista economico. Quindi è stato molto duro, non posso negarvelo. E il fatto che al di là del mercurio, al di là di quello delle pratiche che sono andate a esplorare fosse osteggiato, ecco che sentire che l'idrossiclorochina da utilizzare durante la Covid o pseudotale fosse quasi una bestemmia, e che io oggi mi sia trovato costretto a dire a Rosanna e a Silvia: non mettete il mio nome sotto la locandina, perché già sono al limite, basta una virgola, basta un grammo di ulteriore motivo che io possa dare al mio ordine per radiarmi, e sicuramente lo coglieranno. Magari nella registrazione di questo intervento coglieranno anche degli aspetti che, come diceva il mio amico Arcangelo, non permetteranno di buttarmi fuori dall'ordine, però vabbè, sono abituato a rischiare. Però ecco, già il fatto che la salute proibita come titolo non consentisse di mettere il mio nome in qualità di medico sotto, vi fa capire cosa ancora viviamo e quanto, mi auguro, poco tempo ci sia da combattere ancora in questo senso. Quindi vi confermo ancora il fatto che io sono ignorante sulla materia e sono qua per imparare. E come tutte le cose che sento essere, ho sentito e sento essere positive per quale aiuto per la salute umana, lo farò con grande piacere, per cui lascio a Silvia intorno a quella ferita, a quella piaga di PRP delle sue cellule staminali. Cioè la dottoressa Sisti prelevava il sangue al mio papà. Non staminale, fattori di crescita. Fattori di crescita, esatto. Ecco dove mi devono correggere. Ci dava il sangue di mio padre, poi la parte nobile, quindi del plasma, e quando la dottoressa Sisti prima me lo fece vedere sotto il microscopio, io vidi tutte quelle piccole cose che si muovevano, la vita. Mi scesero le lacrime, perché è emozione, noi siamo vita. Le nostre cellule hanno la facoltà, ogni singola cellula, se la trattiamo bene, di autoriprodursi, di rigenerarsi. E le reiniettava intorno, piano piano, quel decubito si è chiuso. Mio padre è morto per altro, poi a Perugia è morto in pneumologia. Ok? Quindi non abbiate timore,
Mm? Quanti di voi conoscono il diossido di cloro? Wow! Che meraviglia! Qualcuno di voi ha già esperienza? Allora, vieni, sì. Ma io non ho problemi, lo prendo per mantenimento. Non me lo devi? Allora, da quanto assumi? Vieni. 7 mesi. Benissimo. Dimmi. Parla un po' della tua esperienza, stai male? No, io sto bene, anzi venivo da una situazione lavorativa che mi aveva completamente distrutto perché avevo una pizzeria per 42 anni ed ero consumata. Per fortuna sono andata a sentire una sera là nel mio paese che parlavano del diossido di cloro perché ne avevo già sentito ancora parlare, però mia figlia era scettica. Mamma, sono le solite stupidate che dicono, no? Sono andata ad ascoltare questa casa, sai che non è vero quello che dici tu che è una stupidata, guarda, vedi, guarda che parlo che in Veneto. E così faccio un po' di scena migliore, no? E dopo ho cercato in rete. A furia di dare, sono riuscita a trovare nei canali Telegram dove comprare gli additivi, me li sono arrivati a casa, sapevo farlo da un mio amico che mi ha insegnato e me lo faccio. Lo prendo, lo bevo, oggi non l'ho preso, ieri neanche perché adesso sono arrivata a mettere 20 ml, un litro d'acqua e allora lo bevo quando voglio, magari faccio un giorno sì, 2 no, un giorno sì, 2 no, però mi sento energica, mi sento bene. Ecco. Grazie. Esatto. Allora, abbiamo sentito, mi ridici il tuo nome? Marisa. L'esperienza di Marisa, che adesso però mi alzo, abbiate pazienza, che assume diossido di cloro, ma fondamentalmente non ha nessuna patologia. Però io prima di tutto voglio ringraziarti veramente dal cuore, perché confesso che quando ci fu quella comunicazione lì per lì, perché questa è una mia, da 1 anno e mezzo è sempre stato questo giorno, che è il primo giorno, è la mia prima volta, ma da quando io ho conosciuto questa straordinaria molecola, io ho sentito dentro di me questa spinta di ciò che aveva fatto bene a me, di comunicarlo agli altri. Oltre a questo, il mio sogno, il mio sentire era quello di voler avere a fianco a me dei medici, arrivarci e aiutare gli altri anche con il supporto di medici, che per noi è molto importante, perché in questi ultimi 4 anni ci siamo sentiti veramente abbandonati da quella figura che invece conoscevamo e che è nata per suonare un campanello, andare a visitare il suo proprio paziente, prendersi un caffè insieme. Mi riferisco al semplice medico di base, che comunque per tutti noi era una figura di famiglia, giusto? Quindi ci sono venuti a mancare dei riferimenti molto importanti e questo l'abbiamo sentito molto forte durante questi ultimi 4 anni e dover far tutto da soli, cercare di imparare a dover capire che cosa ci stava accadendo. Vedevamo quello che accadeva dentro gli ospedali. Io non faccio nessuna presentazione di me, l'ha già fatta Rosanna, entro subito nel tema. E questa è una premessa per ringraziare il dottor Pische oggi di essere qui, perché io gli sono eternamente grata, perché per me quel sogno oggi si è realizzato. Quindi grazie anche a voi, grazie a Rosanna che ha spinto anche tanto, grazie alla dottoressa Basili, Carla Basili, che non è presente ma che lo è perché ha mandato i suoi
investigatori, sono qui seduti, e quindi portate i miei saluti a Carla. E per me oggi poter avere a fianco a me, più che un medico, un essere umano che ha capito, che si è reso conto e che ha l'umiltà come ce l'ho io, perché come vedete né io e né il dottor Pische ci siamo alzati in piedi a parlare davanti a voi. Siamo rimasti seduti. Sapete perché? Perché non c'è più. Perché siamo più comodi? No, perché non c'è il più alto, non c'è più, è finito quel tempo, è finito il tempo delle etichette, del più specializzato, più ne ho e più sono e più... Sì, che devo fare? Prendo questo, faccio questo, scrivere, no. Siamo tutti protagonisti oggi e tutti dobbiamo imparare, dobbiamo imparare, qui magari non so se sarà d'accordo Dino, ad ascoltare il vostro proprio corpo, perché è una memoria che ci hanno cancellato fin da quando siamo nati, perché quando nel momento in cui siamo nati e abbiamo fatto il primo vagito, la nostra stessa mamma ci ha affidato in quell'esatto momento nelle mani di un estraneo, di qualcun altro che ci doveva pesare, che ci doveva osservare, guardare e dire va tutto bene. Quindi ci è molto difficile oggi arrivare al punto, visto che ci hanno abituato sempre a mettere la nostra salute, a delegare sempre qualcun altro, no? Perché non sto assolutamente in questo momento denigrando la figura del medico, perché ora più che mai per noi è fondamentale, ma di certi medici, di chi è come chi è seduto accanto a me, di questi medici noi abbiamo bisogno, perché è importante imparare ad ascoltare il nostro corpo, quello che io dico sempre, è importante che in questi ultimi 4 anni dovessimo imparare a diventare medici di noi stessi, perché non ci potevamo fidare di nessuno. Però vi posso garantire, per la mia esperienza, non sono stati 4 anni, ma diciamo questi ultimi 2 anni e mezzo, fare tutto da sola, studiare, capire quello che mi stava accadendo, ascoltarmi, cercare le risposte, è stato un lavoro enorme, una fatica, e ci sono stati momenti di sconforto per me, in cui avrei avuto bisogno di tanti dottor Turi, di tanti dottor Pische, che siamo esseri umani ancora, non siamo ancora nella quinta dimensione, siamo qui chiamati a divulgare, ma avrei avuto bisogno di un sostegno, invece no, quindi anche mentalmente è stata dura, però siamo qua, io sono qua, grazie Dino, grazie di esserci, perché per me questa sarà un'esperienza che mi resterà nel cuore. Io sono qui per parlarvi di questa molecola meravigliosa che io amo, che adoro, alla quale sono eternamente grata alla molecola e a quell'essere che l'ha resa disponibile a tutta questa umanità, che è il dottor Andrea Scalcher. Io non smetterò mai e poi mai di ringraziarlo, perché se penso che sono 20 anni più, che subisce tante angherie e si è fatto anche qualche giorno di carcere, in tempi, perché aveva capito che bastava poco, bastava portare ossigeno,
ossigeno. Perché se no, noi da questa stanza, e qui io ho il dottor Cialdino, se dico qualche sfondone, da quello che sento, tu correggimi. Perché io sono un medico senza carta, lo dico sempre, però ho sempre bisogno di apprendere. Però se voi pensate, se noi togliamo l'ossigeno, chiudiamo tutto, stiamo qui adesso 3 giorni, 4, una settimana, non usciamo di qui. Respiriamo. Espiriamo. Questo ossigeno ce n'è un po' per tutti, ma per un tot tempo, poi lo consumiamo. E quando va a finire questo ossigeno, che succede? Che ci succede? Allora, io vorrei impostare questo incontro, mi piace chiamarlo incontro e non conferenza, insieme a voi, interagire con voi. Quindi magari io faccio delle domande, chi vuole, cioè siamo qui, come se fossimo a casa che stiamo facendo 4 chiacchiere. Quindi, se noi togliamo l'ossigeno da qui, che ci succede? Chi mi vuole rispondere? C'è qualcuno? Signore, vanno soffocare. Sì. Perdiamo la vita. Perdiamo la vita. Noi siamo fatti nel nostro corpo 95%, 94%, correggimi, se sbaglio le percentuali, di acqua. Il resto siamo ossigeno, giusto? O no? Dal sangue. L'ossigeno è la nostra fonte di vita. Se ci tappiamo il naso, moriamo. Quando moriamo il nostro cuore smette di battere, il nostro sangue smette di affluire, il più grande trasportatore di vita nel nostro corpo è il sangue, perché trasporta ossigeno. E se non arriva ossigeno, non arriva la vita. Il diossido di cloro è semplicemente ossigeno, gas di ossigeno, disciolto in acqua. Tutto qua. Quindi io vedo giustamente, no? Purtroppo, però, poi abbiamo tutto un martellamento, no? Continuo di false informazioni, a farsi dal nostro presidente Trump. Io lo chiamo già presidente perché per me lo è sempre stato e sempre lo sarà. Elezioni o non elezioni, ma il suo Covid, il Covid-19, se l'è curato con il diossido di cloro. Semplicemente. Che poi sia stato tutto sporcato dalla falsa informazione, insomma, da quelli lì, a me l'inglese non mi piace, fatto passare per candeggina. Ma la candeggina è ipoclorito di sodio, che è un'altra molecola chimica, da diossido di cloro. Io non voglio parlare di chimica e di fisica, sapete perché? Perché 2 anni e mezzo fa, quando io mi sono trovata per me, per aiutarmi a cercare di capire che mi stava accadendo dentro il corpo, ho studiato, e questo lo potrete fare ognuno di voi. La parte chimica, che cos'è questa molecola, la fisica, neanche mi piace, io ce l'avevo 4 in matematica, fisica, figuriamoci se mi metto a parlare di voi di fisica. Io parlerò con voi della mia esperienza, parlerò con voi di come mettervi nelle condizioni di potervelo autoprodurre, come fare, dove cercarlo, ma non vi darò protocolli, perché io personalmente, come tante altre molecole, come me, siamo qui per divulgare, portarvi a conoscenza di questa molecola. Cerchiamo di aprirvi la strada, anche con i nostri canali che abbiamo,
Però poi lo studio, l'approfondimento, dovete metterlo voi, non io. Perché avete tutti una mente, dipende da quanto siete motivati, perché dovete abbandonare temporaneamente, perché anche questo temporaneamente, Rosanna me lo può confermare, sta per terminare questo, perché c'è un progetto immenso da altri divulgatori della verità, come posso esserlo anche io nel mio piccolo, di aperture di nuovi centri olistici / quantistici. Quindi è temporanea questa cosa che dobbiamo imparare ad ascoltare il nostro corpo, dobbiamo imparare a essere medici di noi stessi. Però attenzione, non è un caso questa cosa. Non è un caso che prima dell'arrivo della nuova medicina quantistica e dei nuovi centri olistici / quantistica, non è un caso che siamo chiamati ad imparare ad ascoltare il nostro proprio corpo. Non è un caso che siamo chiamati a diventare medici di noi stessi. Sapete perché? Perché molti mi chiamano per i famosi lettini di guarigione, i medbed. Bene, sappiate che quei lettini hanno una coscienza. Non si accendono come tutte le tecnologie che abbiamo conosciuto con un tasto on, off, programmo, alzo, abbasso le frequenze. No, no. Funzioneranno telepaticamente. Gli operatori chiamati alla formazione dei medbed dovranno avere una coscienza molto alta. E quindi quello che siamo chiamati ora noi ad ascoltarci e a divenire medici di noi stessi, ricordatevi che sarà di grande aiuto per tutti coloro poi che avranno bisogno di quei lettini medici, perché vorrà dire che nel frattempo saranno riusciti a fare un lavoro su se stessi e quei lettini si azioneranno, funzioneranno, altrimenti nemmeno si accendono. Questo ci tengo molto, perché andiamo avanti, le informazioni ci arrivano e quindi è giusto avere le idee chiare. Io ho persone che mi chiamano, Silvia, ma quando arrivano? Perché c'ho mia sorella che sta male. Capite quanto è importante invece creare questi incontri per cercare di informare più persone possibili? Quindi gli strumenti li abbiamo, come li ho avuti io li avrete anche voi. Io sono qui per darveli. Che cos'è questo diossido? È ossigeno, niente di più, non dovete averne paura, assolutamente. E quando io ho capito 2 anni e mezzo fa, cavolo, che era ossigeno, io potevo mandare ossigeno dentro i miei organi, laddove c'erano infiammazioni, acidosi, quando io sono già oggi la bellezza di 19 anni che erogo ossigeno iperbarico nei volti, nei visi delle persone, e ho visto il risultato che mi dava. Ho visto che cosa ha fatto il mio ossigeno iperbarico e la mia apparecchiaturina, che Dio la benedica a vita, perché per me esiste solo la tecnologia. Non ho voluto acquistare altre tecnologie per la bellezza, per lo stiramento, le radiofrequenze, le cavitazioni. Ma che se ne vadano tutti a quel paese? Io vedevo che con l'ossigeno mio padre era paraplegico e purtroppo nella sua ultima fase di vita, quando fu diagnosticata anche una leucemia mieloide, capite che un paraplegico messo in carrozzina per un'immersione subacquea, dopo 27 anni che sta in carrozzina, quindi quell'epidermide del sedere molto sottile, molto fragile, viene diagnosticata una leucemia, quindi un basso, purtroppo,
livello di piastrine, bastava un piccolo tagliettino per mio padre che era un problema. E dove si è lesionato, secondo voi? Non in un braccio, non in una gamba, nel sedere. Si è ustionato perché non aveva sensibilità e non percepì che quell'acqua che riceveva per lavarsi la sentì poi con la mano, ma ormai il danno era fatto. Aveva bruciato la sua pelle del sedere di una chiappetta. Ma non è morto per il decubito, perché con il mio ossigeno iperbarico, che è più forte, disinfettante e cicatrizzante per eccellenza l'ossigeno, e con l'aiuto, ecco perché siete importanti per noi, di una grandissima dottoressa che è stata la mia maestra iniziale qua ad Arezzo, e voglio farne anche il nome, perché se ne avete bisogno la trovate nel Valdarno, è la dottoressa Cinzia Sisti, medico chirurgo, specializzata in maxillofacciale. Mentre io erogavo ossigeno iperbarico nel sedere del mio papà, lei però di nascosto, non potevamo dirlo, faceva andare mio papà nel suo ambulatorio a San Giovanni Valdarno. Qualcuno di voi che invece ha iniziato ad assumere il diossido di cloro perché ha qualche patologia? O aveva? Ma anch'io. Anch'io. Esatto, anch'io. Roba del genere. Anch'io, dopo i vaccini, ho assunto diossido. Quindi abbiamo tutte persone sane, grazie a Dio, ok? Io ho persone che siete qui per conoscere il diossido di cloro, ma fondamentalmente non avete patologie gravi o niente. Gli unici gravi sono due deficienti, una si chiama Silvia, una si chiama Simone, che si erano fatti qualche dose. Allora, la mia l'esperienza un po' l'avete sentita, no? Dalla presentazione di Rosanna. Io veramente nel 2020 sto in Puglia, mi sono sempre ritenuta una persona, cioè sveglia per certe cose, sempre, no? Perché ho sempre cercato la sana alimentazione, sempre stata portata, e ancora ad oggi non mi spiego, passatemi il termine, come fa il mio amico Gianmarco, come cazzo ho fatto a caderci? Ma evidentemente, come ha detto Dino prima, era il mio percorso, perché non sarei stata qui oggi, perché sono la testimonianza vivente di entrambe le fasi, perché io oggi sono una Novax e fondamentalmente io lo sono sempre stata, perché mia figlia, che è nata nel 98, non ha avuto, io non le ho fatto nessun vaccino, ma con me nel 2020 hanno vinto sulla paura, perché io stavo in Puglia e la mia mamma stava ad Arezzo ed io per starle capire e muovermi, per uscire dalla mia regione, mi serviva quello. Io l'ho fatto per quello. La prima, per andare ad Arezzo da mia mamma. La seconda, l'ho fatta il 9 di agosto 2021, l'8 di agosto 2021, sapete perché? Perché il 9 di agosto si sposava il mio fratello. E mio fratello mi aveva detto: mi dispiace Silvia, se vuoi venire al mio matrimonio devi essere in regola, se no no. Non ero pronta, non ero forte con i legami familiari a tagliarli e l'ho fatta. 8 agosto 2. A ottobre le mie gambe cominciavano ad avere dei problemi. Da lì è iniziato il mio calvario, il mio studio,
il mio cercare di capire, analisi, risonanze magnetiche, mi è stato addirittura proprio detto papale papale quando sono andata a ritirare la mia risonanza magnetica, che c'era stato un danno ai nervi della mia colonna vertebrale e mi chiese se avevo fatto dei vaccini. E quando mi fece quella domanda, quel medico, io mi misi a sedere e gli dissi: perché me lo chiede? Cosa c'entra? Mi disse: signora, purtroppo al 90% è un effetto collaterale. Questo era... No, non è stato strano, vigliacchi, perché poi non me lo ha certificato. Perché quando io mi misi seduta e gli dissi: ok, va bene, questo è... Siccome, caro dottore, gli dissi, tra 2 mesi entrerà in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50 di terza dose e io ne ho più di 50, lei adesso mi certifica, perché oltre che sto male, lei mi deve certificare questo che lei mi sta dicendo, perché se no io, oltre che male, fra 2 mesi, siccome non farò la terza, assolutamente, io perderò anche il lavoro, oltre che le gambe. E la sua risposta fu: signora, che vuole che le scrivo? Lei ha firmato il suo consenso informato. Testuali furono, è stata mezz'ora, veloce, 4 chiacchiere, mi liquidò e io me ne tornai a casa con le mie spalle e da lì iniziai a studiare, a capire. Ovviamente la terza dose io non l'ho fatta, il mio lavoro principale era dentro le farmacie chiaramente volevano la terza dose, per me avevo capito tutto il meccanismo a quel punto e non sono diventata una Novax, sono diventata peggio, perché mi sono trovata in comune, mi sono trovata da tutte le parti a chiamare polizia, a far valere il mio Green Pass non esisteva e intanto andavo avanti, però le mie gambe si bloccavano sempre più, fino al punto che durante una giornata stavano bloccate anche 4-5 ore e sono figlia di un paraplegico, so quello che vuol dire perdere le gambe, quindi quantomeno mi avvisavano, mi davano dei segnali di formicolio prima e come io li sentivo capivo che da lì a mezz'ora io per 3 o 4 ore non mi sarei potuta più muovere e vivo sola. Quindi mi portavo tutto in camera, telefono, acqua, la bacinellina per fare la pipì, perché come mi muovevo? E intanto studiavo e arriva questa molecola e voi non ci crederete, ma credeteci, perché io sono qua più forte di prima, sono stata in cura col dottor Giovannini, ho fatto il campo oscuro, ho fatto l'esame, ho fatto tutto, ho visto i miei globuli rossi e mi ha preso un colpo, li ho rivisti dopo 2 giorni, l'assunzione del biossido di cloro, tornati regolari, i miei globuli rossi belli, fluidi, tondi, bellini, come devono essere. Mi è tornata l'energia, mi è tornata la forza, non riuscivo più a lavorare. Io ho fatto un trattamento, poi dovevo stare tutto il pomeriggio a letto. Erano mesi che non uscivo più la domenica col mio cane, niente, perché ero stanca, le gambe. E dove vai? Che non sai, da un momento all'altro ti si blocca le gambe. Bene, quella domenica io uscì fuori con il mio cane, con le mie gambe, con forza. Lo portai a correre e io correvo con lui, andai a lavare la macchina, non sentivo più niente, tornai la sera dalle 11 di mattina, tornai alle 7:30, centro commerciale, a mangiare, ai negozi, tutto quello che erano mesi che io non potevo più fare. Ecco perché io dico che sono molto grata e ecco la mia spinta nel divulgare. In tutto questo la mia mamma d'Arezzo non sapeva nulla,
Io stavo bene, così doveva essere, perché siamo poi così, no? Quindi questa è la mia esperienza, io sono qua per aiutarvi. Dimmi. L'hai fatto solo bevendo tu? O hai Sì. fatto anche altri? Non ho fatto endovena perché non ero malato di cancro. Io sono intossicata ancora poco, molto poco, da ossido di grafene, pochissimo. E il resto, E questi esami? dopo 1 anno e mezzo di assunzione, perché molti di voi, non voi scusate, non parlo per voi, cioè, come vengono a conoscenza del diossido di cloro, si aspettano che da un mese all'altro, mi risolva tutto. No. Non è così. Con me è riuscito ad agire, sapete perché in tempo anche breve, 1 anno e mezzo? Perché comunque io già conducevo una vita sana. Io già da anni avevo abbandonato lo stress. Io già da anni avevo scelto di vivere al sud per la qualità della vita e i rapporti umani. Io già avevo deciso di lavorare come volevo lavorare io. Avevo già fatto delle scelte, quindi il diossido, cioè non ha trovato un organismo, ha trovato un organismo intossicato, avvelenato solo da quella sostanza, ma non da tutte altre rabbie, rancori, tutta sta roba qui che io ho cercato di eliminarli. Ancora c'è qualche piccolo residuo, perché è umano, ma difficile che ci fanno E i ammalare. controlli dove li hai fatti per sapere che c'hai questi piccoli residui? Allora, ho mandato tutte le analisi, noi abbiamo un canale Telegram che è Diossido di Cloro Italia, dove all'interno abbiamo anche il dottor Turi, che risponde, ma in anonimato chiaramente, come altri medici giustamente, no? Perché, ecco perché io sono grata tantissimo a Dino, perché è qui, nonostante tutto ci sta mettendo la sua faccia. Tanti vogliono ancora un po', rimangono in sordina, ma più che altro perché ancora non conoscono questa molecola e quindi giustamente non sanno neanche come somministrarla, perché la maggior parte dei medici, diciamo consapevoli, conoscono questa molecola, sanno che cos'è, ma non sono in grado di somministrarla laddove ci sono patologie. Ecco che il dottor Kalker proprio in questi giorni ha comunicato che molto a breve, parliamo, forse io credo entro la fine dell'anno, farà un corso qua in Italia con 27, al momento sono 27 medici italiani, insieme al dottor Kalker, quindi avranno la patente per poter somministrare, conoscere i protocolli come per ogni patologia, per cancro, per Alzheimer, per Parkinson. Okay? Noi facciamo da soli, però ecco che il supporto della conoscenza di un medico per noi è importante, Dino, tantissimo, tanto. Grazie che ci sei. Quindi come mi hai chiesto come? Controlli? Esatto, i parametri ci vogliono, Certo. perché ricordatevi una cosa, se voi pensate o vi affidate a quello che vi dice l'amico, no ma guarda prendi la vitamina D perché no ma io l'ho presa così, no ma te vai anche con questo perché la mia amica ci si è trovata bene, non funziona così, no? Sbaglio? Perché ci vogliono dei parametri. Io quando organizzo i miei incontri in Puglia mensili con il gruppo Puglia di ossido di cloro, io a tutte le persone nuove che vengono ad ogni incontro, ormai i veterani lo sanno, ma i nuovi, io sono molto tedesca in questo. Qualsiasi sostanza ingeriate nel vostro corpo, che sia anche una vitamina C, la cosa più naturale di questo mondo, la dovete conoscere. Non si butta giù così. Niente. Neanche un estratto di rosmarino o di origano, perché ricordatevi sempre che prima di tutto dovete conoscere e sapere che cosa state mandando giù
E non dovete chiamare qualcun altro e dirgli: ma secondo te ne devo prendere 3 grammi, 6 o 9? Ti ascolti, sperimenti e prima cerca di studiare e capire che cosa stai ingerendo. Poi parti con basse dosi e fai degli esami. Non si va alla cieca. Quando io ho iniziato ad assumere la vitamina D, non è che ho preso la vitamina D così da me a caso. Io sono andata a fare degli esami specifici per l'esame per la vitamina D, degli esami specifici per l'esame per la vitamina D, ho visto a quanto era il mio valore. Sapete a quanto l'avevo la vitamina D io? Parlo di settembre dell'anno scorso. Mai assunto vitamina D io, mai nella mia vita. Avevo 68. Vado a leggere nei parametri di riferimento, una buona percentuale di vitamina D lì mi diceva da 20 a 35. Porca puttana, ce n'ho 68. Sapete che quando sono andata a ritirare le analisi, nella mia lettera, nella mia busta, c'era stato fatto un asterisco rosso? E quando andai a ritirare, la signorina lì alla reception, quando vide l'asterisco, mi disse: signora, attenda un attimo. E mi mandò il medico. E quel medico mi disse: signora, non va bene, ce l'ha troppo alta. Io devo portarla a 100. No. Quindi capite? Dovete studiare e avvicinarvi a medici consapevoli, perché se no, meglio che fate da voi, ma con la conoscenza. Gli strumenti li avete oggi. Quindi io mi sono fatta tutti gli esami di dimero, tutto un elenco che mi aveva dato il dottor Turi. Il grafene, si vede dal dimero dove c'è, è tutto nel fegato. Quindi lavaggio epatico. Quindi questo è. Ma io ci sono arrivata da sola e ci potete arrivare anche voi. No, ma la sua domanda era come vedete il grafene, giusto? Sì, era poi a chi rivolgersi, io perché mi preoccupo. Allora io non l'ho fatto il vaccino per quanto riguarda il grafene, quindi quello, però i miei figli purtroppo, alcuni dei miei figli l'hanno fatto e io volevo far fare delle specifiche analisi a loro. E quindi volevo sapere esattamente a chi rivolgermi, dove mandarli, che non è facile. La microscopia in campo scuro è quella che dà la dimostrazione della presenza di inclusi, che poi sia grafene o altro sarà l'esaminatore a dirlo. Io ho fatto l'esame in campo scuro, ho fatto una serie che poi li abbiamo disponibili quali sono, e una volta che ce li avevo in mano poi li ho inviati tutti al dottor Turi e il dottor Turi me li ha letti, il dottor Turi ha capito cosa dovevo fare e questo è. Però il dottor Turi è arrivato dopo, perché ricordatevi una cosa, nessuno me lo toglie dalla testa, perché l'80% del lavoro buono su di me, perché per il primo anno e mezzo io ho assunto solo diossido di cloro, zeolite e niente più. Le integrazioni successive sono arrivate dopo, quando io già stavo bene, quindi alti dosaggi di melatonina, alti dosaggi di glutatione, di tante altre cose. Ma per un anno e mezzo io non mi sono riempita la testa di tante cose. Avevo capito che mi serviva, perché tanto sono stati furbi, Dov'è che ci hanno colpito chi ha fatto le dosi? Nel sangue. È lì che volevano arrivare. E se io riporto a posto quello, ti mando a fanculo. Ok? Simone, vuoi parlare della tua esperienza? Se vuoi. Certo. Certo. La mia esperienza è abbastanza simile a quella tua. Anch'io
anch'io credo di essere stato abbastanza danneggiato, ho avuto un'infiammazione a tutto l'apparato linfatico, qua no, fastidio, poi non mi c'è neanche credeva nessuno, quindi ho cominciato ad andare all'endocrinologo, fare i lastre, le cose, ti danno qualche antibiotico, antidolorifico, poi che cos'è? Boh. Quindi nessuno ti dice niente, poi vabbè con Sciorino. Mi ha messo in guardia anche lui, poi fruga, anch'io ho scoperto questa molecola ormai anche un anno e mezzo fa, e da quando l'ho scoperta ho iniziato a assumerlo in ogni forma, ho iniziato con 2 gocce fino ad arrivare al C30, e anche il C30 l'ho fatto per mesi, e anch'io ho trovato un enorme beneficio, ho provato anche uso esterno, bagnoli, bagno, qualsiasi cosa, cristere, anche uso esterno, con le gocce attivate, DMSO, ho sperimentato tutto quello che potevo, perché ho visto che era innocuo, ho fatto fare anche ai miei, ho avvicinato anche ai miei, anche amici che insomma si sono un po' incuriositi della cosa, anche patologie più gravi abbiamo provato. Abbiamo bisogno dei nostri medici, nelle patologie abbiamo bisogno. Però ecco, sempre tutto molto sotto traccia, perché ovviamente poi, ma ce n'è, no? Anche c'è un'altra amica che l'ha provato con noi, ma anche ragazzi più giovani. È stato un buon tentativo, io devo dire molto contento, l'energia si istantanea, è vero, dormi meno perché sei ossigenato, ripristina il ciclo circadiano, cioè questo percepisci, non sei affaticato, non produci acido lattico, non c'hai mal di testa, sì c'è la crisi di guarigione all'inizio, però dici ok, poi passata quella, cioè, percepisci proprio questa sensazione di disintossicazione, non ti vanno le cose con i conservanti, non sopporto la Coca-Cola, tutte queste cose non le posso vedere. Ecco, questa è la mia esperienza. Simona ha toccato un tasto importante, senza rendersene conto, che comunque piano piano, assumendo, io lo chiamo il mio biossido di cloro, quindi il primo giorno che me lo preparai da sola, quel barattolino, poi lo portai avanti, datti un bacino, buon lavoro, grazie, perché sapevo che era ossigeno, quindi quello che mi avrebbe fatto. Però ha toccato un tasto molto importante, che regolarizza tante altre funzioni, Sì. perché lui va diretto, dove ci sono, allora, le patologie, le malattie, a parte non sono così proprio negative, giusto? No. Ok? Perché chi ha fatto anche un percorso, questo ne dice il mio amico Sieni, è un altro discorso, ci vorrebbe chissà quanto, però non sono proprio tutte, non sono così nemiche le malattie, questo lo potete approfondire. Ascoltate Alessandro Sieni, lo capirete, o Antonio Perrone. Ma mo mi sono persa. Esatto, va a regolarizzare, chiaramente è un ossidante, tant'è che il dottor Kalker ha proprio adesso approfondito, studiato e ricercato in questi ultimi 2 anni, studiato molto e adesso è ufficiale la terapia ossidativa. Ossidazione, è ossigeno, è un ossidante. Vi siete mai chiesti come mai ci hanno sempre invece tenuto lontani dagli ossidanti? Noi dobbiamo solo assumere antiossidanti. Sapete che io ho sospeso la vitamina C da 20 giorni? Che ho capito che cos'è la vitamina C, cioè che cosa c'è dietro alla fine alla vitamina C? Business. Esatto. Costa poco, Il nostro corpo, sì, pure. In realtà bisogna stare attenti in queste Integrazioni. Sì, perché è questione di dosaggio. Esatto, infatti qui Ma anche abbiamo. dosaggi per ossidante. Se assunta nella giusta quantità non è ossidante, non è iperossidante. Oh, bravissimo. Qual è la giusta quantità, scusi?
a individuare. L'importante è che non si antiossidanti e basta. No, se usi antiossidanti, quindi ok, ma c'è tanti tipi di antiossidanti, attenzione, non esiste solo la vitamina C, come antiossidante, perché a me per esempio il dottor Turi mi ha prescritto la melatonina come antiossidante, che è più potente della vitamina C, però mi lavora anche sul cuore. Sì, ma allora gli antiossidanti non vanno presi? Non andrebbero No, tutto serve. L'importante è che non si faccia solo una cosa. Io almeno che lavoro nel campo medico estetico, sono anni e anni che sento solo prescrivere antiossidanti per l'anti-invecchiamento, per avere una pelle bella. Ma devo dare antiossidanti, ma nello stesso modo devo bilanciare con gli ossidanti. No, cioè, questo lo spiega molto bene il dottor Kalker. Il dottor Kalker non è molto predisposto per tutti questi antiossidanti, anche perché non è che vanno in contrasto con il diossido di cloro, ma annullano l'effetto del diossido di cloro e in particolar modo la vitamina C. Quindi se io ho assunto 3 grammi, 4 grammi di vitamina C adesso, io prima di assumere il mio diossido di cloro devo aspettare 4, 5, 6 ore, perché rimane a lungo in circolo e annulla la vitamina, l'antiossidante a alti dosaggi, annulla l'effetto del diossido di cloro. Cioè io posso prendere il diossido, berlo, non succede niente, ma proprio niente, è come se bevessi acqua. Però nella terapia ossidativa del dottor Kalker, nei malati di cancro, la vitamina C viene fatta endovena. E ad altissimi dosaggi. E ad altissimi dosaggi, ma poi oggi ho fatto endovena al paziente malato terminale con vitamina C endovena, tra 3 giorni faccio endovena di diossido di cloro, perché a tempi lunghi nel nostro organismo. Quindi se andiamo poi a fare un'endovena di diossido di cloro in un malato terminale e il giorno prima ho fatto alti dosaggi di endovena di vitamina C, quel diossido di cloro non lavora, perché ancora c'è in circolo l'antiossidante che annulla l'effetto dell'ossidante. Ma entrambi sono fondamentali, ok? Quindi non passi il termine che non... Ma gli antiossidanti a noi ci hanno tirato su che il numero 1 è la vitamina C, e io invece ho capito che ce n'è tanti altri di antiossidanti altrettanto potenti. Ti devo fare io una domanda che riguarda la zeolite che hai nominato. E la zeolite fondamentalmente è un chelante, è un prodotto naturale di origine vulcanica, o perlomeno proviene da cave che si cerca di identificare come pure. Quindi sono 2 temi. Uno, l'osservazione che faccio io nell'attenzione a che non ci siano metalli, in particolare l'alluminio nella zeolite. E in secondo luogo la domanda è questa: c'è interferenza con l'utilizzo del biossido di cloro? E poi una piccola precisazione rispetto alle terapie per i tumori con la vitamina C. Tanti operatori utilizzano altissimi dosaggi di vitamina C in vena e l'efficacia pare esserci. Anche qua attenzione a chi rivolgersi, ci sono troppi santoni in giro. Io ho avuto modo di conoscere l'utilizzo e l'utilità anche della vitamina C, conoscevo la medicina ortomolecolare tanti anni fa. Un libro ancora attuale, se vi interessa, è quello del professor Panfili, medicina ortomolecolare, che apre un campo di conoscenza importante
e che ha aperto gli occhi anche a me rispetto a tematiche che non erano, non sono, come non erano esplorate nella medicina accademica. E ecco, torno alla domanda comunque, che è quella della zeolite, perché la zeolite in qualità di chelante io la utilizzo per esempio per la disintossicazione da mercurio nei pazienti intossicati, insieme ecco, un altro paradosso della nostra medicina è quello che alcune terapie, come la terapia chelante endovena con il DTA, vengono osteggiate. Molecola povera, l'acido etilenghiaminotetracetico, che però ha la capacità di chelare, è stato scoperto casualmente quando, mi pare nella seconda guerra mondiale, ci fu un'intossicazione da piombo negli operai che andavano a pitturare le navi nel post-bellium. Quindi le pitture che contenevano piombo avevano determinato un'intossicazione in queste persone, che fu trattata appunto con l'acido etilenghiaminotetracetico, EDTA, che viene fatto in vena e che dà buoni risultati nella chelazione di piombo, alluminio e mercurio, anche se il mercurio è l'ultimo a essere catturato e chelato, proprio perché ha una caratteristica alchemica, la caratteristica alchemica di mascherarsi dietro altri metalli. Però la terapia chelante con queste sostanze DTA, il DMPS, il DMSA, che non sono il DMSO, di cui ti chiederei anche di parlare, e rappresentano degli ottimi prodotti, anche se osteggiati, ripeto, addirittura il DMPS e il DMSA non sono neanche presenti nella farmacopea italiana. Quindi torno alla domanda se la zeolite ha interferenza, anche se credo sia utilizzata nella terapia post-vaccinica, chiamiamola così, dei farmaci iniettati negli ultimi anni, proprio per eliminare quelle sostanze che non sono state mai dichiarate essere presenti. Allora, rispondo Dino, assolutamente sì. Assolutamente riguarda il diossido di cloro, quindi non voglio entrare nell'ambito di altre terapie che uno può fare. Per quanto riguarda dal momento in cui si inizia ad assumere il diossido di cloro, si prende la consapevolezza prima di tutto di che cosa è, poi iniziamo ad autoprodurcelo, iniziamo a capire che tipo di protocollo dobbiamo magari iniziare ad assumere, se è un protocollo detox, come per prima la signora, semplicemente perché non ha patologie. Il fatto che stiamo bene, in salute, che Dio ce la mantenga, non vuol dire che non siamo intossicati, perché basta l'aria che respiriamo, sappiamo quello che avviene nel cielo, sappiamo quello che è avvenuto a giugno di quest'anno, che abbiamo avuto cieli color ghiaccio, piante che le mie personalmente per 20 giorni sono diventate completamente secche. A giugno, nel massimo il plumbago, nel massimo della sua fioritura era secco, adesso è tornato. Quindi sappiamo che cosa respiriamo nell'aria, dall'alimentazione. Noi ci intossichiamo continuamente di metalli. Vuoi o non vuoi, anche con le cose più naturali che possiamo mangiare, acquistare dal contadino, ma la terra è quella, ragazzi. Per cui già lì è fondamentale integrare un chelante o un legante che faccia da calamita, in questo caso la zeolite questo fa, come fosse una calamita, che mentre fa tutto il suo percorso, quindi esofago, stomaco, scende fino all'intestino, prende e cattura tutte quelle parti di metalli in eccesso pesanti che noi abbiamo. Quindi è un modo
Assolutamente sì, indipendentemente da diossido di cloro o non diossido di cloro. Con l'assunzione del diossido di cloro a maggior ragione, perché il diossido di cloro, essendo un ossidante, lavora sulle infiammazioni che sono la causa poi alla fine della nascita di tutte le patologie, le acidosi. Quindi smuove tantissime tossine e in qualche modo queste tossine, che possono essere anche composte da metalli pesanti, come per chi è vaccinato, devono essere eliminate, dobbiamo aiutare il nostro corpo il più possibile. Quindi assolutamente sì, perché senza l'utilizzo di un legante, di un chelante, durante l'assunzione del diossido di cloro, cosa succede? Che si inizia ad assumere solo il diossido di cloro, lui inizia a lavorare sulle acidosi, queste tossine sono in circolo e la persona inizia a star male, ad avere forti, non lievi, perché quelli lievi sono un'altra cosa, si chiamano effetti da guarigione, ma quelli forti mal di testa, forti nausee, forti crampi allo stomaco, non è normale. Diossido di cloro non è un farmaco, non è il diossido di cloro che vi può dare l'effetto collaterale, perché il diossido di cloro fa solo il suo lavoro di agire laddove c'è l'infiammazione, è poi l'infiammazione che viene smossa che dà il sintomo non buono. Non è colpa del diossido di cloro, il diossido di cloro fa il suo lavoro, ma se poi non assumiamo in contemporanea un chelante, in questo caso zeolite, va bene anche una terra di atomea, va benissimo anche quella come chelante, ma lavora meno, la terra di atomea lavora meno sui metalli pesanti, la terra di atomea è un chelante, quindi trasporta via le tossine in eccesso, ma è più un antiparassitario, lavora più sui parassiti, mentre la zeolite lavora più sui metalli. E tornando al chelante, alla zeolite, e tornando a quella famosa dottoressa Sisti di cui vi ho parlato all'inizio, io all'età di 29 anni mi è stato diagnosticato un cancro. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Questa dottoressa, quando seppe di questo che mi stava succedendo, mi ricorderò sempre quel giorno, vi ho parlato, no? Di una calamita, che la zeolite è come una calamita, perché questo esempio me lo fece lei seduta al tavolino e mi disse: Silvia, adesso che inizierai la chemioterapia è molto importante che tu inizi a prendere la zeolite. Ragazzi, io ne ho 60 adesso, ne avevo 24. Parliamo di 30 anni fa. La prima volta che la zeolite è entrata nella mia vita sono 30 anni fa. Io la guardai e gli dissi: che cos'è la zeolite? E lei prese carta e penna e mi spiegò, mi fece tutto il disegno di che cos'era e che cosa faceva la zeolite. Quindi mi disse: immaginatela come una calamita, questo è il tuo esofago, il tuo stomaco, attira, e siccome farai una chemioterapia è importante che più metalli pesanti, ne accumulerai tanti con la chemioterapia, aiutiamo il tuo corpo a eliminarli, no? Questo è un medico chirurgo estetico, ma già era in un certo modo. Allora sappiate che io in quel periodo, quando iniziai ad assumere la zeolite, mentre facevo la chemio a Siena, quando poi andavo in bagno, poi non le ho mai più riviste in vita mia, ma le mie feci erano nere, così, nere, facevo fatica a defecare, nere, era tutta quella cacca. Quindi poi dopo 30 anni, guarda un po', la zeolite ritorna nella mia vita insieme al diossido di cloro.
Volevo sapere Quindi se- sì, no, assolutamente sì. Quindi si possono prendere insieme nello Vanno stesso momento, presi oppure a insieme. distanza di ore? Allora, il Come- diossido di cloro Quello. lo si assume durante tutto Sì. l'arco della giornata, Ok. una bevuta ogni ora Sì. nel tuo litro d'acqua. La zeolite la assumi una volta al giorno, non tutto il giorno. No, quello sì, quindi Ok. vuol dire anche in concomitanza di un bicchiere di... Sì. Chiaramente questo è importante che, e qui magari il dottor Bische vi può indicare ancora meglio, però, cioè, anche se stai assumendo, fate sempre passare quel quarto d'ora, mezz'ora tra un'integrazione e un'altra, anche normalmente, senza diossido di cloro. Se si assume il diossido di cloro, ci sono degli alimenti, per esempio, che vanno presi distanti dal diossido di cloro, mezz'ora prima o un'ora dopo, ma io non sono qui per darvi queste informazioni. Io sono qui per dirvi dove trovate queste informazioni. Tutto. Come ho fatto io, come ha fatto Simone, come ha... Sul libro? Quando avremo finito l'incontro, io mi rendo disponibile mezz'ora per tutte queste informazioni e farvi vedere, se volete, anche come potete autoprodurvelo a casa. Quindi io, il dottore dovrà rientrare, io mi rendo disponibile a oltranza. Concedetemi un caffè e basta dopo. Dimmi. Ti volevo dire, ecco, chi prende altri integratori, no, per altre patologie che uno ha, come fa? Integratori o farmaci? Io ho un'osteoporosi grave e devo prendere, faccio subito, Sì. scendo sul dettaglio, devo prendere, che mi ha prescritto un medico che cura con l'integrazione Omeopati. di farmaci, mi ha prescritto degli integratori, tra cui c'è la vitamina D, ci sono, Esatto. c'è la Certo. vitamina C, ci sono tante, c'è il silicio, Cloruro di magnesio, borace. tutte queste cose. Ok, mezz'ora. Ecco, ma posso prenderlo? Mezz'ora fai passare mezz'ora dalle integrazioni e un'ora dai farmaci, No, prima o dopo. prendo. Poi vi regolate voi. Certo. La zeolite la puoi assumere, i tuoi 3 grammi, parte sempre bassi, anzi se tu Dino poi hai qualche nominativo, visto che l'hai usata tu per il discorso del mercurio, di anche altre aziende che tu conosci affidabili, perché noi conosciamo questa da anni, però No, va bene, no. ci fa piacere, cioè se abbiamo anche altre, per poter anche cambiare a volte. La puoi prendere quando vuoi. Ok, grazie. L'importante è che sia distanziata mezz'ora dal diossido di cloro. Io non lo so. Questo è stato il mio ragionamento, dimmi se sbaglio. Ragionando, no? Perché dovete anche ragionare. Perché prendo questo determinato integratore? A cosa serve? Per cosa mi aiuta? Quindi la zeolite, essendo giustamente un chelante, principalmente lavora sui metalli pesanti, io prima la prendevo la mattina, a digiuno. Prima di colazione mi prendevo i miei 3 grammi, poi facevo le mie cose e poi iniziavo il... Però poi, ragionando, ma dico, scusa, ma io la prendo... Se diciamo con le feci non viene espulsa subito, invece che buttare fuori i metalli tende a trattenerli. È vero questo? No, Questa era una cosa molto importante che perciò non... no, anzi tende proprio a catturare e espellere. E un'altra cosa che ho sentito prima, il fatto di avere una vita buona aiuta di più il diossido di cloro, giusto? Avere una... Aiuta più te. Ok, perché io ho paura che essendo un po' nervosa, avendo situazioni non piacevoli intorno, probabilmente agisce anche meno lui. Come ti chiami? Marilena. Allora, stai qui Marilena. Allora, il fatto di condurre magari una vita un pochino più stressata, no? Più pesante, che ci sta? Ok? Esatto, chi più chi meno sì. Chiaramente più alto è il tuo livello di intossicazione, ma non solo alimentare,
anche io mangio bene, cerco di comprare tutto, diciamo. Ma le rabbie Esatto. chimicamente nel nostro corpo creano qualcos'altro che a livello del corpo, quindi non della mente e non dello spirito, ma a livello del corpo, creano poi altre problematiche. In base al livello di tossicità che una persona ha, più ha condotto una vita irregolare, sempre incazzato, sempre... il diossido di cloro, i primi sintomi si avvertono subito, che non sono neanche molto piacevoli. E molti si spaventano, perché dicono, oddio, il diossido di cloro lo interrompo perché ho nausea. No. Allora, ricordatevi bene queste 3 regole che troverete nel libro del dottor Kalker, non sono mie, anche se io me le sono scritte, si chiamano le 3 regole d'oro. Vale a dire, il dottor Kalker dice giustamente, se inizi ad assumere il diossido di cloro oggi, inizio con i miei tot ml, che poi ognuno fa i propri protocolli in base al problema che ha. Io per i vaccini erano 20 ml, quello ho seguito e quello faccio, non faccio un 30 ml perché non ho un cancro. Non è che più alzo la dose e più funziona, è l'esatto contrario. Nei malati di cancro si lavora a bassi dosaggi di diossido di cloro, piano, goccia a goccia di ossigeno. Non è che mi se ne spara subito a bomba, ma chi più ne prende prima ne fa. È l'esatto contrario. Quindi sono un mese che prendo il diossido di cloro, prendo 5 ml, sono arrivata a 5 ml, faccio un esempio, io mi sento sempre uguale, non è cambiato niente, mi sento sempre stanca. Quindi se assumi il diossido di cloro e senti che non hai nessun beneficio, aumenta la dose. Se sei a 5 ml, vai a 1, aumenta di 1 e ascoltati. Come stai a 6? Non cambia niente? Vai a 7. Prendo il diossido di cloro e sono a 10 ml, porca miseria, comincio a sentire una nausea. Quindi se stai assumendo il diossido di cloro e hai forti disturbi, forti, non lievi, non un leggero mal di testa, perché alla fine siamo tutti intossicati. Quindi un leggero mal di testa, ragazzi, c'è da buttarla fuori sta cacca in qualche modo. E è la cacca che vi dà il mal di testa, non è il diossido di cloro. Più ce n'avete di cacca e più male vi fa la testa, meno ce n'avete di cacca e meno vi fa male. Quindi se sono sopportabili, ok, però se sentite che sono forti, durano un giorno, allora diminuisci la dose. Sei a 10, vai a 9, fino a che non risenti che non ti dà più problemi. Comunque, poi parti sempre da 1? si parte sempre da 1. Questo poi io lo spiego dopo a chi è interessato a rimanere. Io adesso non posso dirvi come assumerlo, che lo vediamo, vedete che c'è tutto l'occorrente lì, quindi dove comprare i reagenti e tutto quanto, però queste sono nozioni fondamentali. Quindi 3 regole. Prima, d'oro, assumi il diossido di cloro, ma mi sento come prima, alza la dose. Assumi il diossido di cloro, hai forti sintomi fastidiosi, diminuisci la dose. Assumi il diossido di cloro, stai bene, sei energico, non hai più problemi, fermati a quel dosaggio perché quella è la tua dose. Queste sono le famose 3 regole d'oro del dottor Kalker. E quando al dottor Kalker puntualmente, ogni volta che ci troviamo in collegamento, molte persone gli fanno sempre la stessa domanda, soprattutto persone che già assumono il diossido di cloro da tempo: dottore, ma per quanto lo devo assumere questo diossido di cloro? Sapete come risponde il dottor Kalker? Con 3 parole:
con un'altra domanda. Semplicemente lui chiede, tu, quanto vuoi continuare a respirare nella tua vita? Per quanto vuoi respirare? Quanto? Un mese? 2 mesi? O tutta la vita? Quindi il diossido di cloro non si interrompe mai, perché considerate che dopo mezz'ora che lo avete mandato giù nel vostro corpicino, l'effetto dell'ossigeno è svanito. Non vi dico di assumerlo tutti i giorni dopo la fase iniziale problematica, perché io per 1 anno l'ho preso tutti i santi giorni, adesso lo sto prendendo 3 volte a settimana, adesso il sabato e la domenica faccio la pausa, faccio un mantenimento, ma per 1 anno è stato tutti i giorni, costante, Non pensate che dopo 1 mese, 2 mesi, ma io non sento niente, a me non mi fa niente. E smettete, non si interrompe mai, è ossigeno, è vita. Decidete voi quanto volete vivere. Io ho 154 anni, voi non lo so. Grazie. Grazie a te. Altre domande? Volevo parlare brevemente di una cosa, di questa cosa. Ho conosciuto il diossido di cloro per la signora, per mia moglie, e essendo 40 e passa anni di lavoro in un ospedale e chiaramente un po' di scetticismo, come tutte le cose, per quelle che non sono quelle medicine che la nostra cultura è stata inserita per anni, l'ho avuto. Però diciamo che la pietra miliare del cambiamento è stato il Covid. Prima del Covid noi forse eravamo ignari di certe cose che sono venute fuori. Ora forse non lo siamo più, perché forse ci hanno preso un po' tutti per il sedere. E quindi questo ha maturato un po', no? In noi certe considerazioni. Ci hanno chiusi in casa? No, io ho avuto il Covid. Si sono dati la zappa di piedi, perché noi in quei mesi non si sapeva che cacchio fare. Si è cominciato a leggere un po' di così. Io sono stato in rianimazione. Quindi sei vicinato. E con il casco sono stato un po' male. Dopodiché ho avuto anche un carcinoma da 1 anno prostatico e mia moglie mi ha proposto, mi ha fatto conoscere questa cosa. Chiaramente sono un po' scettico, ma soprattutto ho iniziato e quindi ho iniziato in maniera un po' alterna, a volte sì, a volte no, e ho avuto un problemino, avendo fatto anche una radioterapia per poco tempo però, no? Il problema è la stitichezza, non so se dipende dal diossido di cloro. Avete aggiunto un legante, un chelante insieme? No, perché appunto prendo il diossido, mi blocco, smetto per 2 o 3 giorni e riprendo il mio normale, però questo. Questa era la domanda mia, tutto lì. Certo, è legittimissima. Grazie. No, grazie a te e veramente in bocca al lupo. Sì, però mi piacerebbe che magari rispondesse anche Dino, nel senso, per quanto mi riguarda, per noi che magari già sono anni che lo assumiamo, io 2 anni, no, già 5 o 6 anni, quindi ho una collega che con me nel nostro canale, che ha una malattia autoimmune, lei non conosce più i dolori, inserendo borace, inserendo cloruro di magnesio, però è fondamentale quando si inizia a assumere il diossido di cloro aiutarsi veramente, soprattutto se si sono fatte terapie farmacologiche importanti. No, però hai fatto delle terapie farmacologiche importanti, cioè pesanti, ok, giustamente. Quello smuove, cioè dove c'è le acidosi. Infatti era una cosa che non avevo compreso, se contemporaneamente ci
perché l'ho già Sì. comprato, ce l'ho in casa. Sì. Ma non Se stai nei canali di informazione, se tu stai nel canale del dottor Kalker, non i gruppi locali, non i canali locali, dovete stare nei canali ufficiali. Adesso sì, il dottor Kalker ha creato 2 piattaforme, perché comunque su Telegram è stato spesso censurato, anche nel divulgare le testimonianze è stato censurato, ha avuto problemi. Allora dobbiamo cercare, per quanto riguarda la salute, di avere un po' più di libertà. Quindi si è creato queste 2 piattaforme, che è DioxiTube, una sezione dedicata a tutti gli utenti e l'altra è dedicata prettamente a medici, scienziati e ricercatori che studiano oppure vogliono entrare nel mondo del diossido specifico per medici e sanitari, quindi DioxiTube. Ma a parte questa piattaforma, ma il dottor Andrea Kalker è su Telegram da tantissimo tempo, con Salute Proibita ufficiale del dottor Kalker. Lo trovate in spagnolo, lì leggete in spagnolo, ma avete la traduzione, cliccate sopra il post, toccate sopra, fate così, vi si aprono delle finestre, c'è scritto traduci, pigiate traduci e avete tutta la traduzione. Quindi noi facciamo così, Tutte le traduzioni che noi troviamo, tutti gli aggiornamenti che mettiamo nel canale in italiano, è perché dietro c'è delle molecole che si fanno le nottate a leggere e che hanno anche un lavoro, hanno una vita, hanno tutto, molto volontariamente, però vi traduciamo tutto il materiale che ci arriva dai medici del COMUSA in spagnolo, traduciamo in italiano e ve li mettiamo già tradotti nel canale. C'è un lavoro dietro, ragazzi, io se non c'era quello, oggi non ero qui. Perché nei canali Telegram c'è tanta confusione. Da 1 anno e mezzo, da pochissimo. Vi posso garantire che fino a 2 anni fa su Telegram esistevano solamente 3 canali di diossido di cloro. Quindi del dottor Kalker la salute proibita. Esatto, è lui l'inventore, è lui il ricercatore, prima con il dottor Hamlet, poi ha portato avanti da solo, è venuto a mancare l'anno scorso, ma lui va avanti con la ricerca. Ok? State sempre nei canali ufficiali quando si tratta di cure, mi raccomando. A livello topico, come si può usare? Straordinario. E qui tocchi, e quindi io lavoro in ambito dermatologico, è la mia passione la pelle, proprio mi piace. È straordinario nelle dermatiti, ma attenzione, quando si va, e qui dovete studiare, perché nel libro che vedete lì, fatevi una bella foto, ve l'ho portato apposta. Ok, dermatiti, psoriasi, acne, ustioni. Perché ho usato spray? Esatto, ma non si usa da solo, a livello topico. A livello topico epidermico, se andate a vedere nel libro del dottor Kalker, trovate il protocollo D, che sta per dermatologico. Il protocollo dermatologico, quindi protocollo D o protocollo K, sono i 2 cavalli di battaglia per quanto riguarda le problematiche della pelle, ma non si usa da solo, si usa insieme ad un altro straordinario principio attivo che è il DMSO. Io giustamente mi ha chiesto di parlare di DMSO, ma il DMSO è un supporto al diossido di cloro a livello soprattutto topico. Personalmente, a uso orale, ad oggi io non l'ho mai ancora assunto, quindi non posso portare una mia esperienza a livello assunto oralmente, anche perché il DMSO è una sostanza, correggimi,
che viene dei glutini. Che arriva che ha delle controindicazioni, per esempio con chi ha protesi siliconiche, sbaglio? Perché entra in circolo nel sangue, sbaglio? Io avendo delle protesi a uso orale ho preferito non assumerlo, ma a uso topico sì. Ma messi insieme con tutte e due insieme? Si usano spray Tutte e due insieme? nebulizzati, sì, si chiama proprio protocollo K, patch, vedete un patch, un panino, no? Fate conto, un panino è fatto da una fetta di pane, poi dentro ci mettete quello che volete e poi l'altra fetta di pane. Bene, nel protocollo dermatologico si usa biossido di cloro e DMSO, perché il biossido di cloro ossigena e disinfetta, il DMSO è un forte antinfiammatorio e antidolorifico. Prima fetta di pane, biossido di cloro, spruzzo, pulisco bene prima la parte che devo trattare, disinfetto bene, metto un guanto perché poi andate a usare il DMSO e deve prenderlo la pelle lì dove serve, non assorbirlo anche le vostre mani, quindi deve andare tutto dove serve il guanto. Spruzzo CDS, lascio nebulizzare, evaporare un attimino perché fa presto, è volatile, è ossigeno, dopodiché prendo DMSO, spruzzo sopra al CDS precedentemente messo un po' di DMSO che è oleoso, massaggio leggermente. Tempo 2 minuti, 3 minuti, vi sentirete subito un sapore di aglio in bocca. Ok? Massaggiate un pochino. Quindi il DMSO, diciamo che è la fettina di carne che mettete in mezzo al panino. Sotto c'è CDS, fetta di carne DMSO, chiudo con la fetta di carne che è il CDS. Di nuovo spruzzo sopra al DMSO il CDS. Ok? A dicembre mi sono rotta il quinto. Scusa, Vai. mi risulta che ci sia anche come gel, proprio adesso. Senti, ultimamente veramente facciamo fatica noi nel canale a star dietro a tutti, perché per quanto riguarda tutte queste DMSO integrazioni sta venendo fuori di tutto di più. E sinceramente noi non abbiamo esperienza con il DMSO in genere. Viene pubblicizzato tanto, però finché uno non lo prova non c'è test, non c'è. Noi abbiamo sempre usato DMSO al 70%, neanche al 99%, perché andrebbe poi diluito e per togliersi magari del diluire il 30% per non avere ad Agua Lab, sempre dalla stessa azienda dove noi acquistiamo i reagenti, acquistiamo anche il DMSO già diluito al 70%. È già pronto, quindi pronto all'uso. Esatto, non il biossido di cloro, il DMSO. DMSO. Già pronto all'uso. C'è anche al 99% puro, questo scegliete voi. Ma va bene. Io che con le percentuali sono a frana, Certo. e fa il calcolo che è, io siccome lo prendo al 99 e poi lo devo portare al 70% con la fisiologica, me lo prendo direttamente al 70 e nebulizzo perché Quindi è già pronto da nebulizzare. Però Sì. noi per la pelle, non so, avevo letto il 90 per la pelle e invece al 70 che era per collirio. anche qui allora io non mi voglio ora veramente sbilanciare su questo perché vi spiego. Il libro del dottor Kalker, Salute Proibita, è uscito nel 2018 e troviamo tutti i protocolli. Noi che magari stiamo un pochino più dietro con i medici del COMSAT e il dottor Kalker, sappiamo già quali sono gli aggiornamenti che il dottor Kalker sta per portare, tra cui anche i colliri.
però non mi posso sbilanciare adesso finché i protocolli non saranno ufficiali dal dottor Kalker, e sono previsti in stampa per fine dicembre, che sarà un aggiornamento del libro Salute Proibita. Non cambierà niente, perché quel libro lì resta veramente la Bibbia del diossido di cloro, della borace, quello che è la borace. Andate a studiarvi la borace. Perché soffre di artriti, di artrosi, per le cartilagini, per le fratture. Il mio quinto metacarpo, stavo dicendo a dicembre che l'ho rotto per una caduta, a me non mi ha visto nessun ortopedico, nessuno, un po' come All Life, con cloruro di magnesio, con borace, un tutore per tenermelo fermo, ma semplicemente che ho comprato da me, non me l'ha prescritto l'ortopedico a 120 euro. No, l'ho comprato io, l'ho pagato 35 invece che 120, ma semplicemente per proteggermi, perché se battevo mi faceva male, ok? Perché me lo volevano ingessare. Quindi tutore, protocollo K, CDS, DMSO, l'ho fatto per una settimana 3 volte al giorno e ho aumentato le mie dosi di poco di cloruro di magnesio borace. Di nuovo radiografia, tornato a posto, non c'è più neanche la frattura. Ecco che vuol dire diventare medici di noi stessi. Tutti siamo capaci a leggerci se non siamo capaci a leggerci una radiografia, abbiamo un medico di modo, la fai leggere, ma se c'è una frattura, nessuno, cioè siamo in grado, ma noi abbiamo il potere, porca miseria, della conoscenza, ok? Altre domande? Riguardo alla borace, io la prendo in compresse. Quindi prendi il boro, 3 grammi. 3 grammi. Anche io l'ho assunto fino a novembre dell'anno scorso a 3 grammi il boro. Poi quando mi sono fratturata qui, e sono andata a leggermi la borace, il libro del dottor Kalker, io ho buttato via il boro e mi sono comprata la borace pura. È straordinaria. Quando avete un dolore, anche quando avete un dolore, non sempre quando c'è una frattura, lì si aumenta magari un pochino la dose, ma avete un dolore, invece di prendervi un Brufen, maremma cinese, prendetevi 5 ml in più di borace, non parlo di 20 ml, si prepara, sì, si confrapura e poi si diluisce in 1 litro d'acqua. È facile la preparazione? Sono 33 grammi di borace, non trattata. Dove si compra? C'è qualche... Poi vi do tutti i nostri canali, il mio canale dove troviamo a temperatura ambiente. E se tu prendevi solo 3 grammi di boro, sì, sono 3 è acqua. Dottor Kalker arriva a parlare di 70-75 grammi di borace. Se vogliamo campare fino a 150 anni, dritti, così, no così, no camminare così. Posso chiedere una cosa? Quale acidità è meglio usare l'acqua? Tipo, perché penso anche all'acqua Kangen, no? Ha senso utilizzarla combinata col diossido di cloro? Simone, vieni qua, se no non capisco. Poi la tua domanda è bene che la senti. Fate domande anche al dottor Kisker. No, mi chiedevo quale acqua fosse meglio utilizzare, sia per crearlo che per poi berlo. Io ho provato sia con l'acqua di sorgente che poi con l'acqua pedistillata a uso umano, e adesso abbiamo la possibilità di provare con l'acqua Kangen, che puoi scegliere l'acidità, no? Fino a 9,5. Allora mi chiedevo se è un effetto sinergico con il diossido di cloro oppure se è meglio mantenerla a un'acidità neutra, tipo 6,5, 7. Allora, io rispondo solo per il diossido di cloro, non rispondo su quale acqua bere, su quale depuratore comprarvi, non mi interessa.
Entriamo nel mondo dell'acqua, che è fondamentale perché è vita, ma entriamo anche in un mondo di business qui. E a me non mi piacciono quelle cose lì, quindi ho imparato a rendere viva la mia acqua, come fare, e me ne frego, ok? L'unica cosa che conta, soprattutto quando vi preparate il CDS, quello che vedete di bello giallo, più che l'acidità, è la quantità, la percentuale di residuo fisso. Quello deve essere basso, molto basso. Chiaramente, se ho un depuratore, io posso avere un'acqua bella acidificata, quello che vuoi, che mi ci lavo il viso, mi fa anche da tonico, va bene. Però voglio ionizzata, bravissimo. Però io voglio sapere quanto ha di residuo fisso. Perché adesso questa acqua ionizzata c'è anche la funzione, il tastino, premi e diventa... che cazzo diventa? L'ho visto l'altra sera. È alcalino questa acqua cambia. No, è un antiossidante. Ecco, dai giù antiossidante. 4.500 euro. Siccome siamo nell'era della medicina quantistica, ricordatevela sempre questa cosa. Siamo ad un passo, Siamo vicini. Dove le tecnologie funzioneranno anche solo per accenderle. Quindi attenzione, perché una multica mancano l'onda. Allora, solitamente, lo so, sta nella plastica, però c'è il modo. Io bevo l'acqua di mare e la prendo al mare. Ma ci fanno tutti la pipì. Ma ci sputano. Ma conoscete l'acqua di mare? Conoscete le capacità che ha di auto-rigenerarsi? Quintana l'ha chiamata il plasma marino. Che parliamo? So viva, sto bene, Enrico la so tutti i giorni, ci cucino, la uso al posto del sale. Ci vuoi, come dicono a Berlino. Scusi, non ho capito, per preparare il CDS? No, per dirti, nel senso che io bevo l'acqua di mare isotonica, me la diluisco poi con acqua dolce, ma è l'acqua di mare che prendo a Porto Cesareo, non che compro in farmacia. La faccio decantare 3 giorni, me la metto nelle bottiglie di vetro da 1 litro, gli do un bacetto, un bigliettino sotto, grazie, e lei si umanizza. Abbiamo tutto in natura. Esatto. Quindi attenzione. No, però per preparare il biossido di cloro è importante che ci sia un residuo fisso basso. È chiaro, vedete di sopra c'è la lauretana, è plastica. Lo so. Però magari quando vi dovete preparare il biossido di cloro, tenetela un pochino. Invece nella... Questa è la lauretana che io ho messo qui, è la mia bottiglia, e fatela decantare un po', lasciatela fuori e lei si apre. Okay? Potete metterci, attenzione, potete anche mettere, che ne so, 2 o 3 ml di acqua di mare dentro la bottiglia di plastica, che ve la ripulisce, e poi ci preparate di lauretana, parlo, e poi la usate per preparare il biossido di cloro. Ma perché la lauretana? Perché al momento è l'unica che ha un residuo fisso più basso di tutte, 14. Non è facile trovarla, però... Ma attenta, però si trova, non le devi comprare a casse intere, perché non è l'acqua che poi tu usi per bertelo tutti i giorni in 1 litro d'acqua, è l'acqua con quale ci prepari il CDS. Ah, ok. Questo. Sì, no, io pensavo proprio quello per litro d'acqua al giorno. Quando poi è pronto, questo è puro, Sì. che in questo momento io l'ho messo qui dentro, perché era vuota, qui c'è lui, poi
Quando io vado a prepararmelo diluito nell'acqua, questo è da mezzo litro, io preferisco da mezzo litro, 2 da mezzo litro che piuttosto tutte in 1 litro, perché comunque è un gas di ossigeno. E siccome va bevuto quelle 8 nell'arco della giornata, 8-10 bevute, se io ho una bottiglia apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, alla sera qua giù di diossido di cloro c'è poco e niente. Quindi questo è in Tritan, questo è l'ultimo brevetto del dottor Kalker. Lo trovate su Amazon, costano 14 euro, è come fosse vetro, è come bere. Ma c'ha un brevettino, che è semplicemente questo piccolo buchino che vedete qui. Dicete, che cazzo è? Ecco, che quando bevete non passa aria, va giù. Se non state attenti, mezzo litro vi va giù in 2 bevute. Dietro c'è tutte le sue targhette, quindi sono 100-150 ml ogni ora. Però, capisci, intanto quando lo apro c'è poca dispersione. Sì, certo. Mi restano tutti i ppm, le parti per milione di gas. E io mezza me la bevo la mattina, entro l'ora di pranzo, e l'altro mezzo litro vado a rimettere gli altri 10 ml puri e me la bevo da dopo pranzo un paio d'ore fino alla sera. Quindi la Sant'Anna per prepararlo, non per... Per prepararlo. Per berlo invece, sciolto nel litro di acqua, la lauretana ha un costino un po' caro, però per preparare il diossido di cloro ne vale la pena, perché quando te ne sei comprata 2 o 3 bottiglie, sai quanto ti durano per preparare 300 ml ogni volta? Invece da bere tutti i giorni, l'altra acqua che ha un residuo fisso basso è la Sant'Anna, bravo. Esatto, o la Blues dell'Argospin, che costa la metà, ma è la stessa, perché è un 22. Quello è importante, però ragazzi, mandiamo comunque ossigeno e... Ok? Fate domande al dottore. Io in realtà ho anticipato che ho partecipato volentieri accettando l'invito, però sono qua per imparare, quindi nel senso che è una molecola che conosco molto relativamente, che non è presente in farmacopea, quindi ha i suoi obiettori. Io sono un curioso di natura, quindi sono qua per valutarne le potenzialità. Alcune domande le ho, nel senso che so, la bottiglia che ho visto è rosa, non è il caso che sia invece opacizzata? Secondo l'uomo è il caso di tenerla al fresco anche una volta preparata? E ultima, la boracce non è da eventualmente associare, ma torniamo al discorso di prima, che è bene differenziare i comi orari? Rispetto a cosa? All'azolite? No. Sì. Allora, partiamo con la prima domanda. Quale mi hai fatto? Della bottiglia. Allora, la bottiglia dice opacizzata. Queste sono tutte schermanti. Allora, il nemico del diossido di cloro non è né i 40 gradi, né il calore, né il freddo, ma sono i raggi solari diretti. Quindi, quella bottiglia lì è anche contro i raggi solari, quindi io la posso tenere anche esposta. Io ho la mia rosa perché mi piace il rosa, perché c'è gialla, verde, azzurra, blu, sono tutte umide, ok? Quindi l'importante è non esporre mai il diossido di cloro nella tua bottiglia, dove vuoi, alla luce diretta, al sole, perché svanisce. Seconda domanda, freddo? E questa qua, quindi quello preparato, viene inattivato con questo tipo di luce o no? Allora, no. Allora, il diossido di cloro si prepara, cioè
Allora noi vi consigliamo sempre di autoprodurvelo, di non comprarlo già pronto, perché a volte ci possono essere dei residui. Noi garantiamo su quello che usiamo, che conosciamo, quello che non conosciamo, non lo so, poi magari avete problemi, avete cercate noi, ma noi non, io che ti posso dire? Se io sono 2 anni che mi produco il diossido di cloro con i 2 reagenti, l'acido cloritico, il clorito di sodio di Aqualab, e tu mi prendi un'altra azienda e c'è un problema, io che ne so? Io ti posso dire, è 2 anni che non ho problemi con questa azienda, che è la stessa azienda con il quale vedete nei video del dottor Calcher che troverete su Telegram, il dottor Calcher vi ha fatto un video. Io con quello mi sono fatta il diossido di cloro la prima volta. Ho messo il telefonino, ho messo lì, fase per fase, spiegava, parlo lo spagnolo, capivo anche bene e l'ho preparato. Ma i reagenti che aveva in mano per fare il diossido, le reazioni, le 2 reazioni, erano di Aqualab, quindi per noi è una garanzia. Okay? E ad oggi non ci è dato altro, noi non ci guadagniamo niente, li acquistiamo semplicemente li pago, quando l'ho finito mi arrivano e festa finita. Ok? Allora, il diossido di cloro si prepara, facendo 2 reazioni. Servono un barattolo, serve un bicchierino, serve un'acqua a basso residuo e mi servono i 2 reagenti, acido cloridrico e clorito di sodio. Puoi farlo anche con l'acido citrico al 50%, però non lo usiamo più, perché quello era il metodo del dottor Andre, con acido citrico. Adesso lo facciamo ormai da più di 10 anni con l'acido cloridrico al 4% come attivatore. Ok? Quindi mettiamo, vuoi farti i tuoi 300 ml, prepararti i tuoi 300 ml di diossido di cloro? Bene, metti la tua bella acqua, i tuoi 300 ml nel tuo vaso e metti la corrispondenza degli ml, c'è una tabella, ok? Fino a 350 ml sono fino a 350 ml sono 5 ml di acido cloridrico e 5 ml di clorito di sodio. Ok? Da 350 ml a 700 ml sono 10 ml di acido cloridrico e 10 ml di clorito di sodio. E qui mi fermo, non vado oltre gli ml. Sapete perché? Arriva fino a 2 litri le dosi della tabella. Ma chi me ne chiede? A me mi si alzano le antenne. Perché vuoi sapere quanti ml vanno dentro 1 litro, 2 litri di acqua? Che cazzo ci devi fare con tutto sto diossido di cloro? Esatto. E lo mettono. Tenete sempre le antenne ritte. I reagenti devono essere certificati. Ok? Poi, se il diossido di cloro, ovviamente ve lo autoproducete, siamo non sicuri di più che è puro, che è fatto bene. Chi lo compra pronto o compra i reagenti, dall'altra parte gli arriva 2 bottigline di vetro scure con un'etichettina scritta a mano. Io non le userei mai. Mi dispiace, ma devono essere certificati. Ecco dove. Integrazione sì, naturale sì, ma sempre per benino. Quindi,
Ok, il bicchierino lo usa per... Allora, questo è già pronto. Perché... Questo è un diossido di cloro, ha già fatto 2 reazioni, è pronto da essere usato nell'acqua. Questo puro CDS si conserva in frigorifero e dura fino a 6 mesi. Chiaramente da qui me lo devo travasare nelle mie bottigline, se no come faccio a farmi il mio ml da qui? Poi ho delle bottigliette ambrate, meglio, con un tappo possibilmente non di metallo, quindi quelle farmaceutiche, quelle ok, e quello lo tieni in frigo, quello puro, e si conserva fino a 6 mesi. Poi giornalmente, da quel CDS che hai in frigorifero puro, con la siringa ti fai le tue dosi. Adesso prepareremo 1 ml in mezzo litro di acqua e me ne fate un goccettino per uno, metto preso. Anche qui. Il bicchierino serve perché il barattolo grande, per lo dosi, 300 ml di acqua. Poi metterò 5 ml di clorito di sodio, adesso lo vedrai perché lo facciamo, e 5 ml dell'attivatore dell'acido cloridrico al 4%. Avviene già una reazione, questi 2 reagenti cominciano a diventare marrone scuro. Insieme, esatto. Poi prendo il mio bicchierino, qui c'è l'acqua, lo metto dentro, chiudo velocemente e me lo dimentico per 12-24 ore e me lo tengo in un posto che sia al buio, non al freddo, al buio, dentro uno sportello della cucina, in una dispensa, dove vi pare, e ve lo dimenticate. Non state a guardare l'orologio fino a che i 2 reagenti del bicchierino cominciano ad esalare questo gas loro. E questo gas di ossigeno della molecola si va a depositare nell'acqua. Quelli dentro il bicchierino da marroni diventano sempre più chiari e l'acqua comincia a diventare giallina. Questo si diventa anche chimici. Il bicchiere lo tieni all'interno, 5 più 5 del bicchierino, lo metti. Quindi che qui c'è dentro ancora. Lo devo ancora togliere, questo è pronto. Se io apro qui ti arriva un'esalazione forte. Quindi quando è pronto, aspetta, dopo 12-24 ore, quando questi 2 reagenti avranno raggiunto lo stesso colore giallo chiaro, non più marroni, è pronto e è la prima reazione, vale a dire che quel diossido di cloro di quel colore giallino ha raggiunto i 1500 ppm parte per milione, ma nella nostra assunzione per lavorare nelle acidosi occorrono 3000 ppm parte per milione, quindi devo rifarne un'altra. Pronta la prima, dopo 12-24 ore, apro, tolgo velocemente il bicchierino, richiudo, perché così non mi esala. I 2 reagenti, non voglio andare oltre perché ci tengo che il dottore vada via a sapere. Getti, perché li puoi usare anche come disinfettante, metti nell'acqua, ok? E rifai di nuovo, Raimondo, 5 ml di acido cloridrico e 5 più 5. Ritorna marrone, riapro, rimetto e richiudo. E lo rimetto. Bravo, esatto. Cioè come sono ora. Cioè diventa così. Eccolo qua. Questi sono 3000 ppm. Non ho portato con me la cartina, me la sono dimenticata, per misurare, però vi posso garantire che siamo a 2008-2009, sempre sono 3000. Ma tutto con i guanti o si può toccare il bicchierino tranquillamente? Tu puoi fare tutto. Tu sai che in Africa lo sono.
per capire se potevo... E non hanno siringhe, e non hanno barattolini, e non hanno bicchierini, non hanno niente, però assumono il biossido di cloro. Non vi fate le seghe mentali, le bottigline, oddio che compri. Io all'inizio mi ero riempita di 10.000 bottiglie, per poi capire piano, però bisogna batterci il viso, no? Come si dice? Che quando questi li ho finiti, che sono vuoti, c'è anche un beccuccino che si toglie e che posso riempire e che ogni volta che le apro il gas non se ne va. Queste sono oro quando le avete vuote. Ah sì, ma esatto. Che non andava nella plastica, io l'ho buttata. Ci stanno qui dentro acido cloridrico e clorito di sodio. Secondo voi, se contengono questi due prodotti chimici, non possono contenere il CDS? Esatto. Diciamo che a me mi ci è voluto arrivare, stai attenta, però ci sono arrivata. Eccolo qua. Questa è una bottiglietta di clorito di sodio finita, che non l'ho buttata via, e qui dentro c'è il biossido di cloro. Per ovunque. Sì, però so come c'è quello. Ma te li porti ovunque.